Tamponi nasali fai da te in azienda con la supervisione di un responsabile. La soluzione proposta dal presidente della regione Fedriga per superare il caos Green Pass sul porto dice prevalgono equilibrio e buonsenso. Pellegrinaggi tra una farmacia e l'altra e lunghe code per la prenotazione del tampone. Federfarma corre ai ripari con un servizio online che consente di prendere appuntamento per il test nella struttura che si preferisce. È partita da Porto Nogaro la Maxi Cesoa da 320 tonnellate costruita dalla Danieli per la statunitense Nucor. È l'ultimo passo di una commessa da 370 milioni per la costruzione di un laminatoio grande come 20 campi di calcio. L'automoteca dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue ha fatto tappa al Marignani di Udine nel ricordo di Silvia Piccini, promessa del ciclismo morta in un incidente. I neomaggiorenni hanno donato per la prima volta. Lunga intervista di Nacho Pussetto a Olè, sapevamo che senza De Paul sarebbe stato difficile, ci siamo tutti responsabilizzati. Sono tornato a Udine per una chiamata di Gotti, ha detto. Buonasera, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si avvicina la data del 15 ottobre con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Le tensioni sul territorio non accennano a diminuire, anzi a ciò si aggiunge il fatto che in regione dovrebbero servire 40.000 tamponi al giorno per i lavoratori non vaccinati e il sistema delle farmacie è in grado di processarne 4.000. Il Presidente della Regione propone tamponi nasali fai da te in azienda con la supervisione di un responsabile. Poi interviene anche sul muro contro muro tra i portuali di Trieste che confermano il blocco dello scalo per venerdì e l'autorità. Prevalgono equilibrio e buonsenso, dice Fedriga. Da venerdì scatta il Green Pass obbligatorio. Cosa succederà? Quello che mi preoccupa è la capacità di garantire i tamponi a chi non è vaccinato ma vuole accedere al Green Pass. Su questo sto avendo anche un'interlocuzione col governo. Io ho avanzato una proposta, ovvero quello di utilizzare i tamponi in autosomministrazioni, quindi quelli nasali non nasofaringei, che si possono utilizzare all'interno magari del posto di lavoro. Uno se lo fa in autosomministrazione con la supervisione di un responsabile che possa certificare l'avvenuto test negativo. Potrebbe essere una soluzione anche transitoria, ma che non vada a comportare un blocco della possibilità delle persone di accedere al lavoro. Penso che dobbiamo fare una buona misura che tuteli la salute dei cittadini e ovviamente garantisca l'apertura di tutte le attività, ma al contempo che sia organizzativamente applicabile. Muro contro muro, Zeno D'Agostino, lavoratori portuali. No, mi auguro che il senso di responsabilità prevalga. In questo momento non possiamo pensare di penalizzare l'economia, perché il blocco del porto significa anche danneggiare tutto quell'indotto e tutto quel lavoro che col porto collabora. Però i lavoratori hanno detto noi cediamo solo se ci tolgono il Green Pass, perché anche i tamponi gratuiti non sono accolti con favore. Appunto il senso di equilibrio mi auguro che ci sia da parte di tutti, che con il buon senso e l'equilibrio si possa trovare una soluzione. Io sono sempre stato disposto a dialogare con chiunque, però dobbiamo trovare una soluzione che stia in piedi. Sulla proposta del tampone fai da te abbiamo sentito la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, e il segretario regionale della CGIL Pezzetta. Il timore è che qualsiasi agevolazione sui tamponi rischi di innescare la protesta di chi si è vaccinato. L'esponente del sindacato poi esprime preoccupazione per il clima di tensione che si respira nelle nostre fabbriche e teme che venerdì ci sarà più di qualche sciopero. Noi abbiamo suggerito al governo che quantomeno ci sia, magari faccia una norma seppur transitoria di detrazione fiscale, che il tampone insomma in qualche maniera, visto che è uno strumento anche di tutela della salute, venga fatto dalle aziende, venga pagato dalle aziende che la possono anche scaricare al limite, come tanti costi scaricano. Però credo che qualcosa, mi auguro, venga fatto, perché effettivamente se no ci ritroveremo davanti a situazioni di grande tensione e non ne abbiamo bisogno. Ci sono degli scioperi, temo che ci saranno degli scioperi in alcune realtà, in alcune aziende, e mi auguro che ci si ravveda su questa linea, io dico la verità.
Sì, le ipotesi stanno in piedi, bisogna poi vedere come l'opinione pubblica le prende, perché anche questo concetto del Green Pass inizialmente stava perfettamente in piedi, poi si arriva al dunque, ci si rende conto di essere impreparati o comunque di non essere pronti. La legge dice che in linea di principio il tampone deve essere pagato dal lavoratore non vaccinato, ma non esclude che possa essere pagato da qualcun altro, per esempio l'impresa. Ecco, bisogna però stare attenti perché a scioperare non è detto che siano solo i non vaccinati. A un certo punto potrebbero anche innervosirsi i vaccinati, i quali già stanno facendo girare una richiesta di contributo aggiuntivo in busta paga per non dare alle imprese l'onere del tampone. Mareschi, Danieli e Pezzetta saranno ospiti della puntata di questa sera di Elettroshock in onda alle 21, dedicata proprio all'imminente obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori. Non si parlerà solo di grandi aziende ma anche delle realtà artigianali, della ristorazione e del commercio, con l'intervento di Elisa Bigai per Confartigianato, Antonio Della Mora per la FIPE e Gianni Arteni in rappresentanza del commercio. Poi anche l'analisi e le proposte del Presidente della Regione Fedriga e del Vice Riccardi. All'Electrolux di Porcia, che conta 2000 dipendenti, tra impiegati e operai, un lavoratore su 5 è ancora senza vaccino. Spetterà a chi ne è sprovvisto organizzarsi il tampone. Domani assemblea in fabbrica, il 15 ottobre però gli operai saranno a casa in cassa integrazione per mancanza di acciaio. I lavoratori dell'Electrolux di Porcia si preparano alla prova Green Pass obbligatorio ormai alle porte. Chi non è vaccinato dovrà ricorrere al tampone per entrare in ufficio o in fabbrica e dovrà farlo a proprio carico, sia economico che logistico, visto che l'azienda non ha previsto al momento di allestire un proprio punto per i test. Su circa 2000 lavoratori c'è un 20% che non ha ancora il Green Pass, non è vaccinato e non ha neanche i tamponi, non è che ha effettuato il tampone. C'è insomma una situazione di disagio diffuso in fabbrica, questo è innegabile. Noi peraltro che siamo abituati comunque a confrontarci con i lavoratori, giovedì faremo le assemblee, staremo in mezzo alla gente a spiegare quali sono le necessità, le ragioni per cui il sindacato ha adottato una posizione estremamente chiara, anche se rigida, rispetto alle ricette da utilizzare in questa situazione, che è, secondo noi, quella di non avere scrupoli a pretendere l'obbligo vaccinale, che metterebbe tutti d'accordo e non scaricherebbe sui singoli tutte le preoccupazioni che ognuno di noi ha. Il 15 ottobre però a Porcia gli operai non si vedranno perché a casa in cassa integrazione e questo non c'entra nulla con il Covid. Venerdì noi non ci siamo perché alla pandemia si somma anche l'annosa questione della difficoltà di reperimento delle forniture, in questo caso qua è l'acciaio che continua a mancare dalle nostre fabbriche. Appuntamento Green Pass alla mano rinviato a lunedì prossimo. Pellegrinaggi da una farmacia all'altra, lunghe attese e code per prendere appuntamento per l'esecuzione di tamponi antigenici. La situazione sta diventando incontrollabile. Federfarma mette a disposizione degli utenti un servizio online per prenotarsi e che sarà attivo tra un paio di giorni. Il 15 ottobre si avvicina e le farmacie del Friuli Venezia Giulia, già approvate per la richiesta continua, sono ulteriormente subissate di prenotazioni per l'esecuzione di tamponi antigenici. Farmacisti, titolari e collaboratori stanno attraversando una situazione che nella loro esperienza lavorativa non hanno mai vissuto, spiega il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine, Gabriele Beltrame, che preoccupato per quanto sta accadendo rimarca il fatto che nella sua farmacia riceve una media di 100 telefonate al giorno. Fino a oggi per le prenotazioni ogni farmacia si è data una propria organizzazione, da chi le raccoglie preventivamente fino alla fine dell'anno a chi invece preferisce prendere appuntamento di volta in volta per garantire il servizio a tutti, vaccinati e non. Non dobbiamo trascurare, commenta Luca Cadamuro, consigliere di Federfarma, le persone che pur essendo vaccinate intendono avere maggiore sicurezza soprattutto al rientro da un viaggio in aereo o in treno per poter assistere anziani e malati per motivi di lavoro o per praticare attività sportive. Per far fronte alla crescente richiesta, Federfarma ha predisposto un sito internet che sarà disponibile nei prossimi giorni per consentire agli utenti di prenotare in autonomia il tampone direttamente sull'agenda della farmacia prescelta.
scelta. In questo modo si eviteranno le code e i pellegrinaggi da una farmacia all'altra per avere risposte certe. I dati di prenotazione inseriti dagli utenti saranno integrati automaticamente nella sezione di GoPen Care. Sul sito sarà pubblicata una mappa della regione con l'indicazione grafica delle farmacie che eseguono il servizio tamponi. E per chi ancora non si è vaccinato contro il Covid, l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha organizzato un Open Day all'hub della Fiera di Udine senza prenotazione. Open Day all'hub vaccinale del Fiera di Udine venerdì 15 ottobre per massimizzare la possibilità per i cittadini di ottenere un Green Pass tramite la prima dose. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale rende disponibile la modalità di accesso diretto senza prenotazione. Può accedere dalle 8:30 fino alle 18:30 e magari con la documentazione già compilata, quindi il consenso che lo troverete anche sul sito della regione. Siamo in attesa di vedervi, insomma, tanti. Si tratta di prime dosi, disponibili quindi per tutti coloro che hanno compiuto 12 anni e che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione. 95 oggi in Friuli Venezia Giulia nuovi casi di Covid su poco più di 10.000 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Si registra un decesso in ospedale, vittima un 85enne di Pordenone. 9 pazienti in terapia intensiva e scendono a 39 quelli accolti in altri reparti, 787 in tutte le persone in isolamento. In Italia il 10% degli operatori della sicurezza è senza vaccino, una situazione che preoccupa anche in Friuli Venezia Giulia, a 2 giorni dall'obbligatorietà del Green Pass. L'ha evidenziato il nuovo comandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi, che al momento assume il doppio incarico, mantenendo anche il servizio a Fagagna. Tra le incognite in vista del 15 ottobre con l'obbligatorietà del Green Pass ci sono le forze dell'ordine e più in generale il comparto sicurezza. In Italia saranno il 10% senza vaccino, una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni sul piano della sicurezza in un contesto caratterizzato anche da un'escalation della tensione. C'è un pelo di preoccupazione perché ci saranno delle persone che non saranno pronte e quindi in qualche modo la problematica bisogna affrontare. Avremo persone che dovranno essere in qualche modo non potranno svolgere il loro servizio e quindi il problema è abbastanza evidente. Vediamo adesso come accadranno le cose. Insomma. Però intanto nell'imminenza la scadenza è anche nostra, è quella del comando di polizia locale sia qui a Fagagna sia a Lignano, è quello di intanto far partire il sistema e quindi questo implica impegno. Poi ci sarà anche da vedere da fuori come funziona. Il nostro ruolo la polizia locale è stata impegnata parecchio sull'emergenza Covid. Abbiamo controllato nell'anno scorso il fatto che le persone non potevano circolare zone rosse, zone gialle. E quindi siamo stati molto impegnati e dovremo continuare, avremo il ruolo ancora anche quest'anno. Non si placa la battaglia contro l'obbligo del certificato verde nei posti di lavoro in vigore appunto da venerdì e Alessandra Nunzia Schilirò, la vicequestore di Roma, diventata nota per le sue posizioni no pass, si è detta ammirata dalla battaglia che i lavoratori portuali di Trieste stanno conducendo nel capoluogo giuliano. Alessandra Nunzia Schilirò, la vicequestore di Roma, diventata nota per le sue posizioni no Green Pass, si dice ammirata dalla battaglia che i lavoratori portuali di Trieste stanno portando avanti contro l'obbligo del certificato verde sui posti di lavoro in vigore fra meno di 48 ore. La funzionaria goriziana, attualmente sospesa dal servizio e dimessasi a inizio settimana dal sindacato COSAP, ha lodato la presa di posizione del comitato dei lavoratori portuali, che ha confermato l'intenzione di incrociare le braccia ad oltranza, nonostante le dimissioni paventate dallo stimato presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino. La situazione di ora in ora inizia a essere sempre più preoccupante. Le ricadute previste potrebbero essere pesantissime e lo sciopero in porto potrebbe raggiungere adesioni quasi bulgare. Una perseveranza da ammirare secondo la vicequestore. Quando ho dichiarato che era indifferente alla mia professione, intendevo dire proprio quello che i portuali di Trieste hanno scritto e realizzato, ha spiegato la vicequestore sui social. Conosco molto bene Trieste e i triestini ed ero certa che si sarebbero distinti, prosegue Schilirò. Questa è la protesta che amo, pacifica, legale, umana, autentica, coesa, in difesa della libertà e della giustizia.
La cronaca: grave infortunio sul lavoro a Cividale del Friuli. In questo pomeriggio un autotrasportatore straniero di 50 anni versa in gravi condizioni a seguito di una caduta avvenuta dal suo mezzo pesante. L'incidente si è verificato all'esterno di una fabbrica nell'area industriale di Cividale del Friuli intorno alle 15. Mentre stava movimentando della merce, l'uomo è scivolato battendo con violenza la testa. Il camionista è stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova e trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sul posto anche l'equipaggio del soccorso, i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli e gli ispettori dell'azienda sanitaria. I carabinieri di Aurisina hanno arrestato una chiromante cinquantenne. La donna, esperta nella lettura della mano, era solita assillare gli automobilisti all'uscita del casello autostradale per predire il futuro. In cambio di qualche spicciolo, dietro un rifiuto fioccavano le maledizioni. Le numerose segnalazioni del suo comportamento molesto le erano valse un divieto di ritorno nel comune che lei sistematicamente violava tornando al lavoro al solito casello. La pattuglia ha infatti verificato che la donna è ricercata e deve scontare 11 mesi in carcere come cumulo pene per le innumerevoli violazioni del divieto di ritorno nel comune. La cinquantenne, dopo le formalità di rito, è stata portata al Coroneo. Il consigliere regionale di Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, è comparso in tribunale a Udine per un processo che lo vede imputato di diffamazione. Il politico friulano era stato querelato da un esponente di Casa Pound. Un esponente di Casa Pound ha portato Massimo Moretuzzo in tribunale a Udine. Il consigliere regionale di Patto per l'Autonomia è comparso stamani davanti al giudice Roberto Peccile per la prima udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione. A querelarlo è stato Francesco Clun, portavoce regionale della formazione politica di destra, lo stesso che nell'agosto 2020, dopo essere entrato senza autorizzazione con altre 13 persone in consiglio regionale, parlò al megafono per manifestare contro i consiglieri e il loro modo di trattare la questione migranti. La querela riguarda proprio quell'episodio, in particolare un post su Facebook nel quale Moretuzzo, difeso dall'avvocato Elisabetta Basso, chiedeva che Clun, allora dipendente regionale, venisse subito licenziato. Siamo di fronte, si leggeva nel post, all'infiltrazione nelle istituzioni da parte di soggetti eversivi e antidemocratici. Affermazione che Clun, rappresentato dall'avvocato Giovanni Adami, ha ritenuto lesiva della propria reputazione. È la prima volta che mi capita di finire in tribunale, ha commentato Moretuzzo, ed è curioso che questo avvenga per una querela di coloro che si definiscono fascisti del terzo millennio. Rimango convinto di quello che ho dichiarato e lo confermo. Chi occupa illegalmente l'aula di un consiglio regionale, ha concluso, compie un atto eversivo e antidemocratico e deve essere punito secondo la legge. La prossima udienza è prevista per metà marzo 2022. Il GUP di Udine ha rinviato a giudizio 6 persone per le patenti di guida fasulle, scoperto dalla stradale nel 2018, tra gli imputati l'ex titolare di un'autoscuola del capoluogo friulano. 6 rinvii a giudizio per le patenti di guida fasulle. Tanti saranno gli imputati al processo per falso che prenderà il via a marzo 2022 e che riguarda il sistema scoperto nel 2018 dalla Polizia Stradale di Udine, grazie al quale 112 cittadini marocchini ottennero dalla motorizzazione del capoluogo friulano la conversione di patenti del loro paese con documenti alterati. Come deciso dal GUP del Tribunale di Udine Carlotta Silva, sul banco degli imputati saliranno 5 persone di nazionalità marocchina e la friulana Maria Rosa Minisini, 81 anni, ex titolare dell'autoscuola Mattiussi di Udine. Stando all'accusa, sostenuta dal PM Elisa Calligaris, dietro un compenso tra i 1.500 e i 2.500 euro, l'organizzazione presentava patenti marocchine false o certificati di residenza alterati per ottenere la patente italiana. Per quanto riguarda i titolari dei permessi di guida, in parte hanno patteggiato, in parte saranno giudicati separatamente. La mia assistita, ha commentato il difensore dell'unica imputata di nazionalità italiana, l'avvocato Maurizio Conti, non era consapevole della falsità dei documenti che ha solo trasmesso alla motorizzazione, alla quale, conclude, spettava ogni controllo. È partita questa mattina da Porto Nogaro la gigantesca cesoia da 320 tonnellate prodotta da Danieli, ultimo frutto dell'accordo con il colosso dell'acciaio statunitense Nucor, una commessa da oltre 370 milioni di euro che ha comportato per l'azienda di Butrio sfide di produzione e di trasporto. 320 tonnellate, ultimo lotto di un piano di spedizioni da oltre 30.000 tonnellate da Butrio al Kentucky. È in via di completamento la grande commessa da 370 milioni di euro, accordo tra la Danieli Officine Meccaniche e il colosso americano dell'acciaio Nucor, che si rivolta all'azienda friulana per la realizzazione del vero e proprio cuore del nuovo laminatoio in costruzione negli Stati Uniti. Ultima in ordine di produzione è partita questa mattina la mastodontica cesoia, con una forza di taglio di oltre 2.200 tonnellate.
tonnellate. La cesoia è, diciamo, una delle macchine più importanti dell'intero laminatoio, che è un impianto che produce lamiere, quindi fogli d'acciaio, in questo caso di dimensioni importanti, tra le più grandi disponibili sul mercato. Pensate che la lamiera più grande che produce l'impianto ha 4,3 metri di larghezza per uno spessore di 50 mm. Sarà un impianto di riferimento per il settore siderurgico nei prossimi 30 anni, anche di questo abbiamo orgoglio, e anche per diciamo, la tecnologia d'avanguardia che Daniele ha fornito al cliente. Una sfida di produzione che ha comportato però anche molte difficoltà logistiche e di trasporto. Stiamo parlando in totale di una spedizione di 33.000 tonnellate, corrispondente a circa 100.000 metri cubi, 6.000 colli, di cui 600 eccezionali. Il pezzo è stato assemblato in prossimità del porto, e questo perché ci sono dei vincoli di trasportabilità dal nostro stabilimento di Butrio ai porti regionali. Sono stati spediti i componenti principali che poi sono stati assemblati dal nostro personale nello stabilimento prossimo al porto. Oltre alla cesoia che è stata caricata questa mattina al porto di San Giorgio di Nogaro, la nave questa notte si sposterà nel porto di Monfalcone, dove imbarcherà altre 2.000 tonnellate per poi dirigersi verso il porto di New Orleans. Da New Orleans la cesoia raggiungerà il cantiere su una chiatta, risalirà il fiume Mississippi e l'Ohio per poi sbarcare nella banchina del cliente. Un plafond da 10 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese del nord-est è stato presentato oggi a Pordenone, nelle sede di Finest, una forma di sostegno per progetti qualificati che mirino ad espandere all'estero le realtà più competitive. Un plafond da 10 milioni di euro dedicato al sostegno delle piccole e medie imprese del nord-est per le prime fasi dell'internazionalizzazione, a partire dall'export fino all'avvio dei processi produttivi sui mercati esteri. È quello messo in campo da Finest, la finanziaria con sede a Pordenone, che così punta a sostenere le realtà fino a 50 dipendenti che nel Triveneto generano il 20% dell'export italiano, con oltre 82 miliardi di euro di fatturato estero nel 2020 e una crescita del 24,6% nei primi 6 mesi del 2021. Questo progetto ci permetterà di investire con dei prestiti obbligazionari in queste aziende con una burocrazia più snella, quindi rispondendo maggiormente alle necessità di tempistica e di semplicità delle nostre aziende e soprattutto operando per l'internazionalizzazione, investendo nelle aziende in Italia. Già diversi i progetti in fase di studio per i quali le aziende potranno investire su tutto il territorio estero e quindi anche nei mercati più importanti come Germania e Stati Uniti. Questo consentirà ovviamente ad aumentare quello che è il fatturato dell'azienda e dei gruppi nordestini, implicando poi una maggiore ricaduta di finanziamenti e di liquidità per il nostro territorio. A sostenere l'iniziativa i soci di Finest, le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la provincia autonoma di Trento. Noi siamo convinti che la sfida vera sia quella legata all'export, abbiamo dati assolutamente incoraggianti e questo strumento finanziario è un sostegno che diamo alle nostre piccole e medie imprese regionali e del Triveneto per poter andare a vendere i loro prodotti all'estero. Si chiama Poetronic Art, la nuova start-up innovativa su cui ha deciso di scommettere Friulia. Un investimento da 200.000 euro per lanciare la start-up Poetronic Art insediata in BIC Incubatore di Friulia. La società finanziaria della regione ha deciso di puntare e scommettere su una piattaforma digitale dedicata al mondo dell'arte. Il mercato dell'arte è completamente cambiato nell'ultimo anno. Pensiamo che non si visitano più i musei, non si fanno più le mostre, non si fanno più le presentazioni dei nuovi artisti nelle gallerie d'arte e quindi gli artisti non si incontrano. Quindi creare un luogo virtuale dove gli artisti si possono incontrare, possono studiare, possono migliorare dalla contaminazione reciproca a un luogo virtuale dove si possono scambiare le opere.
e quindi mettere in contatto gli artisti con gli acquirenti ma anche con i finanziatori delle opere d'arte è una cosa fondamentale. La società è cresciuta in fatturato passando dai 91.000 euro del 2017 ai 239.000 del 2020, un progetto pensato tra Udine e Roma, ha spiegato l'AD Giovanni Abelli, che punta a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. I 9 milioni di euro di utile di AFSO passati nel bilancio della Regione saranno restituiti dalla Regione all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. A comunicarlo al sindaco di Pordenone è stato oggi il vicegovernatore Riccardi. Torneranno all'azienda sanitaria Friuli Occidentale i 9 milioni di euro di utile messi in cascina da ASFO nell'ultimo bilancio e che per legge erano finiti nel bilancio indistinto della Regione, facendo sollevare diversi malumori, in primis dei sindacati della sanità della destra a tagliamento. Una notizia comunicata oggi al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani direttamente dal vicegovernatore Riccardo Riccardi in una videoconferenza tra i due. La promessa è stata mantenuta, fa sapere il primo cittadino, saranno soldi fondamentali per risolvere alcune criticità e per questo ringrazio Riccardi. Avevamo garantito che quei soldi sarebbero tornati a Pordenone e così sarà, conclude. Fondi dunque che saranno utilizzati per la sanità pordenonese, alle prese con riorganizzazioni degli organici, carenze di personale e il nuovo ospedale da completare, mentre la cittadella della salute, attiva da qualche settimana, sarà ufficialmente inaugurata lunedì 18 ottobre. I 9 milioni in più, insomma, saranno una boccata d'ossigeno. L'autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue ha fatto tappa all'Istituto Malignani di Udine nel ricordo della studentessa Silvia Piccini, promessa del ciclismo, travolta da un'auto lo scorso aprile. I neomaggiorenni hanno donato per la prima volta. Primo dono del sangue per alcuni studenti neo-maggiorenni dell'Istituto Malignani di Udine, grazie all'autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Molto veloce, organizzato molto bene, personale super qualificato. È la seconda volta che dono e sono ritornata perché penso sia molto importante. Il dono dedicato alla compagna di classe Silvia Piccini, morta a seguito di un grave incidente stradale. La ricordiamo in ogni cosa che facciamo, anche in classe si sente la sua mancanza, ma sicuramente avrebbe donato, sarebbe stata qui con noi, sarebbe stata felice di fare questa cosa e lei il dono più grande l'ha fatto e ha salvato molte vite. Vogliono anche sapere che fine fa la sacca di sangue, come viene utilizzato, e questo è importantissimo per noi come associazione, perché vuol dire che loro dopo saranno dei donatori che continueranno nel dono, nella promozione del dono, nelle loro soprattutto gruppi in cui appartengono, e per noi è importantissimo perché le nuove generazioni sono il futuro. Quando i nuovi ragazzi cominciano a donare ogni anno aprono una visione della loro vita che è importante dal punto di vista formativo. Noi abbiamo molte attività di volontariato, ma questa è quella che è sempre stata molto sostenuta da tutte le famiglie. L'attaccante dell'Udinese Nacho Pussetto ha concesso una lunga intervista a Olé nella quale ha parlato del suo infortunio e della squadra dopo la partenza di De Paul. Sapevamo che senza lui sarebbe stato difficile, ha detto, ma ci siamo tutti responsabilizzati, e poi ha rivelato di essere tornato a Udine dopo una telefonata di Gotti. Se ne parla tra poco a Sport FVG con le ultime verso Udinese Bologna e una pagina sul basket. Noi siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.